La seconda giornata del contributo di accesso a Venezia, una innovativa normativa sperimentale nata dalla legge di bilancio del 2019 e successivamente aggiornata nel 2021, mira a definire un nuovo approccio alla gestione dei flussi turistici e a scoraggiare il turismo giornaliero in certi periodi, rispettando così la delicatezza e l'unicità della città di Venezia. Oggi ci sono state 23.600 paganti, tra gli esenti figurano oltre 51.600 ospiti in strutture ricettive, in quanto già assoggettati alla tassa di soggiorno. Rispetto alla giornata precedente si è riscontrata una diminuzione del numero totale di residenti in Veneto, passati da 16.800 a 12.800. Sono rimasti stabili, avendo già un voucher valido fino al 14 luglio, il numero di studenti 13.000, lavoratori 20.500 e proprietari di immobili soggetti all'IMU o a contratti di locazione 6.400 che non hanno trasferito la residenza nella città antica. I controlli effettuati hanno verificato complessivamente oltre 16.400 codici senza evidenziare criticità particolari. Domani sarà la terza giornata di applicazione del contributo d'accesso, seguito da quelle del 28, 29 e 30 aprile, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 maggio, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 giugno, 6, 7, 13 e 14 luglio 2024, tutte con gli stessi orari. Il sindaco Brugnaro ha sottolineato che la sperimentazione sarà di durata media, dobbiamo raccogliere dati e informazioni per ottimizzare il sistema. La soddisfazione maggiore è stata vedere coloro che si avvicinavano ai varchi con il QR codice d'accesso, queste persone hanno compreso. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.